L'ex presidente della provincia regionale di Agrigento, Eugenio Dorsi, è rimasto vittima di un incidente che gli è costato la frattura di 4 costole, una scomposta e una profonda ferita all'acero contusa. Il fatto si è verificato giovedì sera a Montaperto, nei pressi della villa dell'esponente politico dell'MPA, la stessa finita al centro dei suoi guai giudiziari per la vicenda relativa all'acquisto delle palme. Dorsi era uscito per andare a conferire alcuni sacchetti della spazzatura all'interno di un cassonetto. A causa del buio non si è accorto della presenza di un tombino scoperto e ci è caduto dentro. Soccorso dai familiari, è stato trasportato all'ospedale San Giovanni di Dio, dove è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici e alle cure del caso. Dopo una notte passata in osservazione è stato poi dimesso. La prognosi di 30 giorni. Questo incidente quasi certamente provocherà lo slittamento delle udienze previste per il 7 e 14 ottobre del processo a suo carico per concussione, peculato, truffa e abuso d'ufficio che si sta celebrando dinanzi ai giudici della sezione penale del Tribunale di Agrigento. Già in una precedente occasione, il 5 novembre del 2012, Dorsi presentò certificato medico a seguito di un ricovero al San Giovanni di Dio a causa di una dolorosa e persistente lombosciatalgia. Il processo a suo carico è cominciato il 23 gennaio del 2012 dinanzi ai giudici della prima sezione penale del Tribunale. Dorsi, assistito dagli avvocati Giuseppe Scozzari e Daniela Posante, deve rispondere di alcuni atti compiuti dall'amministratore, tra questi la piantumazione nella sua villa di Montaperto di 40 palme di proprietà dell'ente che, sostiene la procura, erano destinati a spazi verdi pubblici, scuole e al giardino botanico. Inoltre a Dorsi viene contestato l'affidamento ad esterni di incarichi che potevano essere svolti da personale della provincia.